Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Catania ha trovato il corpo di un uomo sul litorale della Scogliera. Il 68enne sarebbe caduto, il cadavere recuperato sul lungomare all'altezza di Piazzale Asia. Giustizia il figlio con un colpo alla nuca e nasconde il corpo nelle campagne del Messinese. Arrestato il padre che era già indagato. La procura ipotizza coinvolgimento di altre persone. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è indagato per istigazione al suicidio il fidanzato della giovane. Vertice di maggioranza a Palazzo d'Orlean, i partiti del centrodestra convocati da Schifani si sono confrontati per 2 ore. Intanto è stop ai contributi a pioggia e alle mancette nella manovra finanziaria bis da 200 milioni che domani sbarcherà in giunta. Lampedusa, modello di accoglienza. Filippo Grandi, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha scelto l'isola per la sua ultima missione ufficiale allo scadere del suo mandato. Locali più moderni ed efficienti per un servizio più umano a Catania, il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Calciomercato, il Palermo per la difesa Pensabani, il Catania avrebbe scavalcato la Salernitana per Casasola, in dirittura d'arrivo Pieraccini, il Siracusa attende il nuovo direttore sportivo. Ancora ben trovati. Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato recuperato oggi alla Scogliera di Catania. È poco chiara la dinamica di quanto accaduto, forse una caduta accidentale, ma sentiamo Adelaide Barbagallo. Forse un malore, una caduta accidentale, una fatalità. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto sul lungomare di Catania, dove il corpo di un 68enne è stato recuperato sulla Scogliera, non distante al centro fieristico delle Ciminiere. Una caduta potrebbe aver provocato le ferite gravi riscontrate sull'uomo, il cui corpo era stato avvistato nel tratto sotto la stazione centrale di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un gommone, polizia con moto d'acqua e pattuglie a terra delle volanti e la guardia costiera. Recuperato ai vigili del fuoco, l'uomo è stato poi trasportato per l'identificazione al porto di Catania presso la sede della Capitaneria, presente sul posto anche la Guardia Costiera. La salma è stata restituita ai familiari. Poco meno di 2 mesi fa un'altra tragedia si è consumata poco più in là di questo specchio di mare. A perdere la vita davanti Piazza Battiato un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, sarebbe caduto dagli scogli per recuperare un pallone caduto in acqua. Avrebbe giustiziato il figlio con un colpo alla nuca, nascosto il corpo nelle campagne del Messinese. È stato arrestato il padre, già indagato per omicidio. Francesco Triolo. Avrebbe giustiziato il figlio Angelo Pirri con un colpo alla nuca e poi nascosto il corpo nelle campagne di Pace del Mera, dove è stato ritrovato 3 giorni dopo in avanzato stato di decomposizione, con l'accusa di omicidio volontario in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Barcellona. È stato arrestato dai carabinieri il padre, Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo è stato da subito inserito nel registro degli indagati, essendo stato l'ultimo ad aver visto il figlio. Assoluto riservo degli inquirenti c'è sul movente che avrebbe portato al fatto di sangue. Il delitto, che porta i tratti di una vera e propria esecuzione, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato consumato la sera del 3 giugno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dalla Procura di Barcellona, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, il 63enne avrebbe attirato il figlio in una zona isolata e rurale per poi freddarlo con un colpo alla nuca esploso con una pistola detenuta illegalmente. Un delitto a sangue freddo seguito dal tentativo di far sparire il corpo. L'assassino avrebbe trascinato la vittima oltre la recinzione dell'autostrada Messina-Palermo attraverso un varco ricavato nella rete, lasciando il corpo in un canale di scola ai margini della carreggiata. Determinanti per la svolta delle indagini sono stati gli accertamenti tecnici condotti dai carabinieri con il supporto del RIS di Messina, dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del 12° nucleo elicotteri di Catania. Le indagini avviate sin dalle prime ore dopo il ritrovamento del corpo hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario a carico del padre della vittima, già noto alle forze dell'ordine. Sebastiano Pirri è stato trasferito nel carcere di Messina, dove rimane a disposizione dei magistrati.
E gli inquirenti ipotizzano che nell'omicidio di Pirri, per cui come avete sentito oggi è stato arrestato il padre, possano essere coinvolte altre persone. I PM non hanno ancora elementi per ipotizzare il movente del delitto e aspettano di interrogare l'indagato. L'interrogatorio non ancora fissato potrebbe essere svolto proprio venerdì. E sarà eseguita venerdì l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo della capitale austriaca. La procura di Palermo ha affidato oggi l'incarico ai medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico proprio per eseguire l'esame irripetibile nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, in cui ha indagato come atto dovuto il fidanzato della 24enne Elio Bargione. Secondo i giudici austriaci, Aurora si sarebbe lanciata dal balcone, come avrebbero detto alcuni passanti e il fidanzato. Una ricostruzione contestata dalla famiglia della giovane, che ha presentato un esposto per fare eseguire l'autopsia. Condannato a 4 anni di reclusione, un quarantenne accusato di aver violentato una giovane studentessa fuori sede a Palermo. L'aggressione sarebbe avvenuta la notte del 15 gennaio 2020 nella zona del Palazzo di Giustizia. 2 uomini l'hanno intercettata per strada e le hanno proposto di accompagnarla. La donna era poco lucida per avere assunto alcol, secondo l'accusa. Il quarantenne, dopo averla accompagnata a casa, l'avrebbe violentata e l'uomo è stato rintracciato grazie al racconto della donna e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Tra le barche da sogno che affollano le Eolie, un veliero trasportava, pensate, 150 kg di marijuana. Arrestati un uomo di nazionalità spagnola e una donna colombiana. Il valore della droga oltre €1 milione. Eva Spampinato. Tra yacht di lusso, aperitivi in barca e vacanze da sogno, il mare delle Eolie nasconde anche rotte del crimine. E proprio qui, tra i fondali blu e le bandiere internazionali delle meravigliose imbarcazioni dei VIP, che la Guardia di Finanza ha intercettato un veliero carico di droga, 150 kg di marijuana nascosti con cura sotto coperta. A bordo non c'erano Jack Sparrow e i pirati dei Caraibi, ma un uomo spagnolo e una giovane donna colombiana. Viaggiavano in silenzio su una barca a vela che cercava di nascondersi e confondersi tra i turisti, ma che ha insospettito i finanzieri per la rotta anomala e la velocità sostenuta verso Milazzo. È bastata un'ispezione accurata per scoprire 7 borsoni ben sigillati nascosti negli scomparti stagni della barca. Dentro 126 buste sottovuoto piene di marijuana del tipo skunk, una delle varietà più potenti sul mercato. La droga, se finita nelle piazze di spaccio, avrebbe garantito un guadagno di oltre €1.200.000. Ora è tutto sequestrato, compresa l'imbarcazione. I 2 corrieri sono stati arrestati con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione conferma come il narcotraffico via mare sia sempre più attivo anche nel cuore del Mediterraneo. La procura competente per l'indagine è quella di Barcellona Pozzo di Gotto. E sono stati 12 gli incendi divampati oggi in Sicilia, in diverse province. Gli interventi per spegnerli hanno visto impegnati la protezione civile, i forestali, i vigili del fuoco. 4 i roghi divampati nel Catanese, a Belpasso, sotto il campo sportivo, come state vedendo dalle immagini della protezione civile, e poi a Mirabella in Baccari, a Fiumefreddo di Sicilia, e 2 a Caltagirone, fiamme di vegetazione anche nel Palermitano, a San Giuseppe Jato e Carini. E poi c'è stato un altro incendio. In questo senso ecco le quali immagini. Siamo a Catania, sul viale Kennedy. La Guardia Forestale ha scongiurato con un intervento lampo una tragedia simile a quella del 2019 nella stessa zona. Scampato pericolo per un chiosco e per l'area di fronte a un distributore di benzina. Il fumo nero ha richiamato l'attenzione della Forestale, che è giunta sul posto. Sono state domate in poche ore le fiamme, di probabile origine dolosa. Cambiamo decisamente argomento, siamo alla politica. Vertice di maggioranza nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo d'Orléans. I partiti del centrodestra, convocati dal presidente Schifani, si sono confrontati per ben 2 ore. Intanto domani sbarca in giunta la manovra finanziaria bis da 200 milioni, con alcune novità. Ma sentiamo tutto da Maglio Viola.
Stop ai contributi a pioggia, alle leggi mancette, stop anche ai finanziamenti diretti. Le variazioni di bilancio, ovvero la finanziaria bis della regione siciliana, che vale circa 200 milioni di euro, sarà utilizzata solo per 3 direttrici di spesa di intervento: fondi per le emergenze, crescita e sviluppo della Sicilia, interventi di natura sociale. La nuova bozza della finanziaria andrà in giunta domani per l'approvazione, ma oggi, alla luce del clima che si respira a causa dell'inchiesta corruzione che ha toccato il presidente dell'Ars Galvagno e l'assessore al turismo Elvira Amata, il governatore ha preferito convocare un vertice di maggioranza e condividere con gli alleati le linee guida del suo documento. Da Fratelli d'Italia alla Lega, passando per tutti i partiti centristi, si è chiuso un accordo per una spesa rigorosa. Schifani ha anche confermato a tutti di essere in stretto e continuo contatto con il presidente dell'Ars Galvagno e di aver condiviso con lui il percorso d'aula. Un accordo in base al quale la legge dovrebbe essere approvata dal Parlamento siciliano prima dell'interruzione estiva. Intanto avvio intermittente per la seduta di oggi dedicata all'esame degli articoli del disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica. Il governo, con l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha annunciato la presentazione di emendamenti di spesa per la copertura dei fondi per i lavoratori. Le opposizioni però, appellandosi al regolamento d'aula, hanno chiesto che gli emendamenti venissero preventivamente valutati in commissione bilancio. Annunci di schermaglie procedurali, dunque, che possono causare un rinvio, alla luce delle quali il presidente Galvagno ha sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo. L'assunzione di un nipote dell'assessora Amata, l'affitto di una casa nel filone di indagine che si intreccia con quella sul presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, ancora Manlio Viola. Da una parte il rapporto personale consolidato fra l'assessore regionale al turismo Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, dall'altro un rapporto in crescita fra la stessa Cannariato e Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sono due filoni, quelli dell'inchiesta, paralleli, entrambi derivanti dalle carte della mostra milionaria a Cannes su cui indaga la procura di Palermo. E su questi rapporti i magistrati Andrea Fusco e Felice De Benedittis ritengono di aver individuato almeno un patto corruttivo proprio fra Cannariato e Amata. Al centro delle intercettazioni c'è Tommaso Paolucci, il nipote diciottenne dell'assessore, al quale Caterina Cannariato avrebbe trovato e pagato casa, prima un B&B, poi un alloggio studentesco ottenuto all'Ersu, infine casa sopra il posto di lavoro che lei stessa le avrebbe fornito, assumendolo con uno stipendio da 1.500 euro al mese, sia pure con un contratto a termine e la promessa comunque di trasformarlo in indeterminato. La Cannariato avrebbe chiesto ad una sua dipendente poco più grande di prenderlo sotto la sua ala, di inserirlo nel mondo dei giovani palermitani, di uscirci insieme per fargli conoscere gente. Ma non basta, Caterina Cannariato avrebbe procurato casa anche all'assessore, ma quella se la sarebbe fatta pagare perché i giornalisti non cercano altro, avrebbe detto intercettata, e ci sarebbero altre utilità che però gli inquirenti non contestano durante la campagna elettorale per le europee. In cambio avrebbe ottenuto una corsia preferenziale nei contributi dell'assessorato, ma il rapporto non era solo fatto di rose e fiori. L'imprenditrice avrebbe manifestato insofferenza per doversi far carico di tutte le spese del nipote dell'assessore. Poi ci sarebbe il filone dei rapporti con la De Capitani, intercettazioni personali fra Cannariato e la portavoce del presidente, ma pratiche in mano al segretario. Sia la portavoce Sabrina De Capitani che il segretario dell'assessore Pippo Martino si sono dimessi, ma questo non è bastato ad arginare l'inchiesta e tantomeno i suoi effetti politici. Andiamo a Lampedusa, oggi la visita di Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha scelto l'isola delle Pelagie per la sua ultima missione ufficiale in Italia, visto che è allo scadere del suo mandato. Adelaide Barbagallo. Lampedusa, terra di approdo di migliaia di migranti soccorsi in mare che nell'hotspot dell'isola trovano la prima accoglienza, le prime cure. Ed è qui che è arrivato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi per la sua ultima missione ufficiale in Italia a fine del suo mandato, accolto dal presidente nazionale della Croce Rossa italiana che da 2 anni gestisce l'hotspot. Ha voluto vedere e toccare con mano quello che è il lavoro che si è fatto e l'attività concreta che testimonia una cosa sola: la dignità dell'uomo non sopporta eccezioni in nessun luogo e in nessun tempo. Dal 1 giugno del 2023 150.000 le persone accolte nell'hotspot, uomini, donne, bambini in fuga da terre martoriate da violenze, crisi, conflitti. Un modello di accoglienza, quello di Lampedusa, che è un esempio in Europa e nel mondo, ha sottolineato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Andiamo a Catania. Del 1° settembre, nuovi orari e nuove tariffe per la sosta a pagamento non custodita negli stalli con le strisce blu. La Giunta Comunale, in accordo con l'AMTS, ha disposto infatti una rimodulazione. Nei giorni feriali la sosta sarà attiva dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 21. La tariffa oraria passerà da 87 centesimi a 90 centesimi. L'abbonamento mensile riservato ai residenti avrà un costo di 20 euro, aggiornato rispetto all'attuale importo di 18,56 euro. E adesso ci fermiamo e poi torneremo a Catania per mostrarvi appunto come sarà il nuovo pronto soccorso, che ovviamente fra pochissimo entrerà in azione. Siamo tornati in studio Cambia Look, trasloca il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Nuovi interventi, migliorano i servizi per pazienti e personale medico. Siamo andati con Tonino De Mana a vedere i nuovi locali. Ecco. Cambia look e si trasferisce il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Locali profondamente rinnovati ed accesso dall'ingresso principale, padiglione F1, con un'opera di rifunzionalizzazione realizzata grazie ai fondi della struttura commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana. Il nuovo pronto soccorso generale si caratterizza per l'ammodernamento impiantistico con nuove funzionalità, la riqualificazione e l'ampliamento dei vari spazi, compresa l'area infettivologica, e la riorganizzazione dei percorsi diversificati per colore. Più funzionale per l'utenza, in modo che possa esserci una migliore accoglienza e soprattutto consentire anche agli operatori che lavorano un ambiente più consono all'attività che è stressogena, fortemente stressogena. Elevati gli standard di sicurezza e migliorati i servizi per pazienti e personale sanitario. Un aspetto importante che verrà attenzionato è proprio l'umanizzazione delle cure e l'accoglienza dei pazienti, con una comunicazione che consentirà in tempo reale per i caregiver, i parenti eccetera di sapere quali sono le condizioni del paziente. Adeguata e migliorata anche la viabilità attorno all'area del pronto soccorso e al padiglione F3, con un doppio senso che renderà più snello il flusso dei veicoli. I capolavori dell'arte italiana in mostra a Villa Aurea nella Valle dei Templi ad Agrigento, esposte 22 opere dai musei nazionali, da Raffaello ad Antonello da Messina, e tra i primi visitatori il maestro Riccardo Muti. Davide Sardo. I capolavori dell'arte italiana incorniciati dalla Valle dei Templi. A Villa Aurea, nel cuore del Parco Archeologico di Agrigento, è in corso la mostra Tesori d'arte dai musei nazionali italiani. Esposte 22 opere straordinarie di maestri come Raffaello, Antonello da Messina, Mattia Preti e Perugino, provenienti dai più importanti musei di tutte le regioni italiane. La rassegna è promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero della Cultura ed è parte del programma ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La mostra si dipana attraverso un percorso cronologico che va dal 400 al 900 e che vede artisti di grande levatura accanto ad artisti magari di minore risonanza mediatica, ma altrettanto importanti. Tra i primi visitatori d'eccezione il maestro Riccardo Muti, che ha voluto rendere omaggio a questa prestigiosa iniziativa. Questa mostra è un esempio di un amore della bellezza, della cultura, e io spero che questi esempi possano moltiplicarsi in futuro, perché noi abbiamo, soprattutto oggi, in un mondo in fiamme, in un mondo che si sta lacerando, solo la bellezza, l'armonia e la cultura possono armonizzare di più l'amore tra i popoli. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 novembre. Adesso un'altra pausa e poi torneremo con il calciomercato. Siamo al calciomercato, sono febbrili le trattative. Nel Palermo per la difesa si parla di Bani, il Catania avrebbe scavalcato la Salernitana per Casa Sola, ma sentiamo i particolari nel servizio di Marco Carli.
Il Palermo, dopo Augello, pensa ancora alla difesa. Ingaggiato l'esterno sinistro, ora l'obiettivo sono i centrali. Un nome accostato ai rosanero è quello di Bani, in forza al Genoa. Si parla anche degli under, Lucchesi della Fiorentina oppure Marcandalli del Genoa e Giorgini del Sudtirol, capaci di agire anche a destra. Elia e Palumbo dovrebbero essere i prossimi giocatori ufficializzati. Dal Catania attesi i primi colpi, il nome nuovo è quello di Casasola, il duttile difensore della Ternana, classe 95, sembrava vicinissimo alla Salernitana, e invece il Catania si è inserito e potrebbe aver portato il giocatore a sposare la causa rossazzurra. Si attendono sviluppi. Chi arriva di sicuro nelle prossime ore è Pieraccini, giovane del Cesena, formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i romagnoli vorrebbero la possibilità di esercitare il controriscatto. L'altro cesenate in orbita Catania è Donnarumma, prenderebbe il posto di Anastasio, che ha vari estimatori oltre la solita Salernitana, fra cui il Perugia. Dopo la partenza di inglesi, i tifosi rivolgono la propria attenzione sul mercato delle punte, accostato Tonin, che può rappresentare però un'alternativa, come lo è stato a Pescara. Servono 2 nomi di sicuro affidamento e Pastore lavora anche per questo. Fra meno di una settimana parte ufficialmente la stagione con il ritiro di Norcia. A centrocampo torna prepotente il nome di Capomaggio, come sempre non facile arrivarci, Salernitana in vantaggio, e giungono conferme su Varone, potrebbe arrivare Vallocchia ancora dalla Ternana. Il Trapani ha in pratica sistemato la difesa con l'ingaggio di Negro dal Cittadella e dell'ex capitano del Foggia Salines, ceduti Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia, Guerriero al Treviso e il giovane Sciortino alla Pistoiese, squadra in ritiro a Troina nell'Ennese dal 16 luglio. E dovrebbe essere ufficializzato entro venerdì il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio, società al lavoro per costruire una squadra competitiva. Francesco Aloi. 48 ore ancora, forse anche meno, e il Siracusa avrà il suo direttore sportivo. A meno di clamorosi cambiamenti, dovrebbero essere confermati i rumors sul ritorno in azzurro di Antonello Laneri. Soltanto dopo saranno ufficializzati i primi colpi di mercato, tra rinnovi e nuovi arrivi. Vogliamo sicuramente riconfermare lo zoccolo duro dell'anno scorso, alla quale vogliamo chiaramente aggiungere diversi ragazzi, fra questi anche degli under. Obiettivo: divertirsi e divertire, non perdendo l'entusiasmo che ha dominato nella scorsa stagione. Certamente sarà un campionato molto difficile, però il Siracusa è pronto a giocarselo con serenità. Dentro il nostro contesto squadra non mancheranno voglia, grandissima determinazione, e anche se ci accingiamo ad affrontare un campionato veramente complicato, vogliamo dare sicuramente grandissima soddisfazione. Mister Turati proporrà sempre il suo schema di gioco: squadra a trazione anteriore e palla a terra. Penso che l'anno scorso questo tipo di calcio abbia sicuramente dato soddisfazione. Anticipato di un giorno, al 16 luglio, l'inizio del ritiro a Canicattini Bagni. Intanto sono 600 i tifosi che hanno già sottoscritto l'abbonamento nella prima parte di campagna dedicata al diritto di prelazione. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.